E questa era Se ti abbraccio, quarto profilo, live Garage Music, era di Veneto 1, potrei aggiungere anche un altro po' di cose. Edoardo Giommi e Giuseppe Pinarello. Ad esempio, questa sarebbe stata la cosa fondamentale. Una domanda che mi viene da chiedere, che ho chiesto e che chiederò e che chiederemo poi a tutti gli artisti che verranno ad esibirsi qui dentro a Garage Music. La scena, esiste una scena veneta / trevigiana? Ci sono delle band che particolarmente vi piacciono, qualche nome che potete o volete suggerire? Come la vedete voi? Anche posso introdurmi sul fattore dell'evoluzione della scena veneta. È una domanda che richiederebbe tantissimo tempo che non abbiamo. Cercherò, se mi permette, di essere sintetico, anche perché poi vorrei ricordare una cosa. Voi avete fatto un riferimento alla scena veneta, non solo a quella trevigiana, e questa cosa mi piace molto, perché il musicista non deve chiudersi. Tante volte no, ci sono situazioni che si chiudono dentro l'idea che Treviso è Treviso, Milano è Milano. No, a noi piace l'idea di poter pensare che i musicisti non hanno dei limiti, non hanno dei confini. Lo dico perché non a caso in questo disco c'è la collaborazione di un grandissimo artista che tra l'altro è di Chioggia, quindi se vogliamo sta in una provincia che non è sempre il Veneto, ma non ha niente a che vedere con Treviso, che è Carlo De Bei, che è anche il chitarrista di Mango, quindi voglio dire, collabora anche con un artista che è addirittura abruzzese. Carlo De Bei ha collaborato nella produzione artistica di questo album e la cosa più bella di cui siamo veramente contenti è che alla fine dell'album lui è stato così contento di registrare, di realizzare con noi quest'album, che ha chiesto di entrare a far parte della band. Per cui noi ormai stiamo presentando questo disco con alla chitarra, oltre a me, ha affiancato un grandissimo artista che è Carlo De Bei. Finalmente, ecco, sì, ovviamente. Posso aggiungere una piccola cosa, una curiosità magari anche per l'ascoltatore musicista, che insomma spero ce ne siano. Cos'è la produzione artistica? Benissimo, guarda, detto in soldoni, la produzione artistica si differenzia dalla produzione esecutiva, quella a cui tutti noi ambiamo da anni, perché la produzione esecutiva è colui che mette i soldi. Ok, ci possono essere produzioni anche miste, noi ne abbiamo avuto in passato, produzione sia artistica che esecutiva. Carlo è entrato nella band come produttore artistico, cioè persona che collabora attivamente nella preparazione delle canzoni, cioè noi avevamo fatto i pezzi, li avevamo anche registrati. Carlo è entrato non solo registrando delle chitarre nell'album, ma anche portando delle idee, delle variazioni a livello di struttura, di suoni, di arrangiamento. Il produttore artistico è una figura fondamentale. Noi ci siamo serviti anche in passato di altri produttori artistici, tra cui Simone Chivilò, volevamo citare. Abbiamo collaborato anche con Ricky Bizzarro come produzione artistica. Il quarto profilo, quando c'era anche Giorgio Barbarotta e Stefano Silenzio, abbiamo registrato un disco con Sandro Franchino, un altro produttore diciamo abbastanza conosciuto e non solo a livello nazionale, e quindi è una figura importantissima quella del produttore artistico. Chiaro che noi ci siamo autoprodotti il disco, ce lo siamo registrato nel nostro studio, non abbiamo chiesto, non siamo andati in altri studi, però la produzione artistica di Carlo è stato un valore aggiunto di cui siamo davvero contenti, soprattutto perché ecco, chi viene a vederci potrà vedere che non siamo più solo in 4, ma esiste anche un altro chitarrista, Carlo, che salutiamo. Approfitto per salutare naturalmente anche Alberto Marenco e Andrea De Marchi, che sono basso e batteria della band, certo, e sono qui presenti e sono tuttora presenti all'interno della nostra band. Quando il cielo è come perla e la luna di corallo, mi coloro gli occhi soltanto di te. Quando muovi lento il passo e rimani in equilibrio, mi coloro gli occhi soltanto di te. Che sei come una piuma che un respiro può spostare, stringerò le tue mani per non farti cadere. Che sei come una piuma che domani può volare per le strade del mondo, ti guarderò danzare. Quando il vento spinge in aria il profumo della terra, mi coloro gli occhi soltanto di te. Quando ridi per il verso
di una fiaba già sentita, si colora tutto di te. Che sei come una piuma che un respiro può spostare, stringerò le tue mani per non farti cadere. Che sei come una piuma che domani può volare per le strade del mondo, ti guarderò danzare. E se prima di dormire, come fosse una preghiera, il sorriso che rimane parte di te, e baciami gli occhi, e tocca i miei passi, perché ogni pagina di storia avrà dentro un po' di noi. E baciami gli occhi, tocca i miei passi, perché ogni pagina di storia avrà dentro un po' di noi. E baciami gli occhi, e tocca i miei passi, perché ogni pagina di storia ha già dentro un po' di noi. Baciami gli occhi e tocca i miei passi, perché ogni pagina di storia avrà dentro un po' di rock and roll. Grazie.